L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est. Ben ritrovati dalla redazione. Brutte notizie per i pendolari della costiera a Trieste. I lavori sulla strada che collega Grignano a Santa Croce subiranno un netto ritardo. Il cantiere non chiuderà prima di metà maggio. A frenare le operazioni sono state le piogge insistenti e le complessità tecniche del terreno in pendenza. Il blocco resterà attivo dall'incrocio con via del Pucino fino all'abitato di Santa Croce. La riapertura definitiva dipenderà ora dalla clemenza del meteo primaverile. Valorizzare il territorio facendo squadra è il messaggio lanciato dall'assessore regionale Sergio Emidio Bini durante la visita a Villa dei Claricini Dorm Parker per l'evento Fiori in Villa. Bini ha lodato il restauro della dimora seicentesca, ma la serata è stata segnata da un difficile intervento di soccorso. Un uomo è rimasto ferito in una zona impervia della tenuta. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco e dell'elisoccorso con i sanitari calati con il vericello tra gli alberi. Il ferito è ricoverato a Santa Maria della Misericordia. Il Friuli celebra Tina Modotti a 130 anni dalla nascita. La giunta regionale, su proposta del vicegovernatore Mario Anzilla, ha approvato un bando per finanziare progetti che diano lustro alla celebre fotografa udinese. Una figura internazionale che non ha mai dimenticato le sue radici, ha dichiarato Anzil, sottolineando l'impegno della regione nel valorizzare i grandi nomi della cultura locale. Sport, serata di grandi emozioni al Pala Rubini. La Pallacanestro Trieste vince di nervi e cuore contro Trento per 84-78, una vittoria dedicata alla memoria di Matteo Babic e Tommaso Andreuzza, ricordati in un clima di profonda commozione. Sconfitta amara invece per l'Apu Udine, che cadde a Venezia 101-94 nonostante una prova di grande spettacolo. Fatale un parziale negativo nel terzo quarto. Calcio al Friuli, la Juventus passa di misura sull'Udinese grazie ad una rete di Bogà servito da un'invenzione di Ildiz. I bianconeri di casa, decimati dagli infortuni, recriminano per un contatto in area tra Cambiasso e Ekelenkamp nel secondo tempo, giudicato però regolare dal direttore di gara. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Nella notte al mattino cielo coperto con precipitazioni abbondanti sulle zone occidentali, anche intense sulle prealpi carniche con rovesci da deboli a moderate altrove. Nel pomeriggio cielo nuvoloso con rovesci sparsi, specie ad est, cessazione delle piogge in serata, quota neve a 1300-1500 metri, temperature minime in pianura fra 8 e 10, sulla costa fra 10 e 12 gradi, massimo in pianura fra 17 e 20 e sulla costa fra 14 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est.